strumento giurisdizionale dal punto di vista amministrativo. Infatti la Sicilia è l'unica regione italiana che ha il Consiglio di Giustizia Amministrativo come organo giurisdizionale in secondo grado. Ha avuto un decentramento contabile, la Sicilia ha appunto la Corte dei Conti, ma non ha avuto un decentramento per quanto riguarda la giurisdizione ordinaria. La Corte di Cassazione rimane a lettera morta, perché la sezione civile e penale della Corte di Cassazione non è stata applicata in Sicilia, quando l'articolo 23 lo prevede. Ma oltre questa violazione ce ne sono tante altre. Le argomentazioni sulla mancata attuazione della Cassazione in Sicilia sono state veramente di pochissima importanza. Si è parlato di garantire l'uniformità della giurisdizione. Argomentazioni che lasciano il tempo che trovano, perché nel tempo si è dimostrato che a Roma due stesse sezioni della Cassazione su un medesimo argomento hanno sentenziato in maniera diversa, quindi anche questa argomentazione è caduta. Ma soprattutto, e io penso che l'avvocatura siciliana debba votare questa battaglia, bisogna guardare gli interessi dei cittadini siciliani. I cittadini siciliani hanno un diritto costituzionale. Il diritto costituzionale a vedere i tre diritti, i due di merito e quello di legittimità, interamente centrati in Sicilia. Chiunque non considera che l'articolo 23 dello Statuto siciliano prevede l'istituzione in Sicilia della Corte di Cassazione, una civile e una penale, e chiunque si oppone all'attuazione di questo Statuto non fa altro che comportarsi da persona che non è garante della Costituzione, non fa altro che comportarsi come un terrorista dal punto di vista giuridico, perché la Cassazione è un diritto costituzionale che non può essere negato ai cittadini siciliani. Molti cittadini siciliani rinunciano a ricorrere in Cassazione per motivi economici, sia di livello civile che penale, e questo non è giusto. L'avvocatura siciliana si deve intestare questa battaglia e deve far sì che il Parlamento siciliano faccia il suo dovere, attuare queste norme, ma soprattutto l'altra Corte che è il baluardo dell'autonomia. Gli articoli del 24 al 30 dello Statuto siciliano che prevedono l'istituzione a Roma dell'altra Corte è di fondamentale importanza. L'altra Corte è la Corte Costituzionale siciliana. Averla soppressa con un colpo in bianco, averla soppressa con due sentenze della Corte Costituzionale senza seguire la previsione della Costituzione prevista dall'articolo 138 della Costituzione repubblicana stessa, significa avere di fatto disatteso l'applicazione dell'autonomia. I signori della classe politica italiana di tutti i partiti, da destra a sinistra, hanno voluto abrogare in maniera incostituzionale l'altra Corte per non fare funzionare lo Statuto e quindi per negare il diritto alla risposta politica, morale, giuridica, economica, culturale, sociale del popolo siciliano.